E adesso è il momento dei big della politica. Il primo ad arrivare ad Agrigento è il vicepresidente di Futuro e Libertà Italo Bocchino per sponsorizzare la candidatura a sindaco di Mariella Lobello prima di andare a Sciacca per Gioacchino Marsala. Insieme a Bocchino gli esponenti locali della grande coalizione di MPA, FLI, PD ed API uniti nel sostegno all'ex segretario provinciale della CGIL. Insieme per Agrigento, mettendo da parte ideologie che per Bocchino fanno oramai parte della politica del passato. Destra e sinistra possono stare insieme ormai? Le elezioni amministrative riguardano il territorio e le scelte che noi facciamo sono esclusivamente quelle rivolte ai cittadini e quindi al buon governo del territorio. Puntiamo su candidati sindaci di qualità e su programmi di qualità. Ad Agrigento è stato possibile trovare un candidato sindaco di qualità e con un programma di qualità convergere tutti quanti assieme a prescindere dagli schieramenti politici d'appartenenza. Con la candidatura della Lobello offriamo ad Agrigento la possibilità di essere ben governata e ognuno di noi sa bene nel momento in cui sostiene la Lobello di dover favorire l'interesse del territorio e dei cittadini rispetto all'interesse dei partiti. Agrigento con i suoi bisogni e le sue potenzialità al centro, indipendentemente dai colori politici. Per Mariella Lobello oggi agli agrigentini interessa la crescita reale della città. Agrigento ha la necessità insomma, di poter contare su un periodo, il futuro, che guardi intanto a definire tutte le grandi incompiute che questa città è. Questa città ha bisogno di chiudere dei cerchi, ha bisogno di completare, ha bisogno di riappropriarsi della città ed ecco perché questa è la candidatura davvero della città, è una città che si candida a governarsi. Superamento degli steccati politici evidenziato anche dai deputati all'Ars di FLI ed MPA Luigi Gentile e Roberto Di Mauro, fautori insieme al Partito Democratico del progetto politico attuato alla Regione. FLI ha l'accordo con l'MPA sia a Palermo che ad Agrigento per le prossime amministrative. La vicenda giudiziaria che coinvolge il presidente Lombardo può in qualche modo inficiare questo accordo? No, l'accordo rimane, noi siamo coerenti, abbiamo fatto la stessa alleanza che c'è al governo regionale in tutti i comuni della provincia di Agrigento con grande coerenza e le vicende giudiziarie di Lombardo sarà la magistratura a decidere. Noi siamo fiduciosi, conosciamo il presidente Lombardo, io sono stato 3 anni in giunta col presidente Lombardo, so che è una persona di grande moralità. L'imputazione coatta per il presidente della regione Lombardo pregiudica la prosecuzione dell'attività del governo? Ma guardi, l'imputazione coatta è un fatto straordinario, non ha mi permetto di dire, un precedente il comportamento del presidente Lombardo. Il presidente Lombardo ieri ha annunciato che qualora questa imputazione coatta dovesse essere confermata con un rinvio a giudizio da parte del GUP, il presidente della regione assumerà responsabilmente, in mancanza di un giudizio di primo grado, la decisione di dimettersi dal Presidente della Regione. Questo testimonia 2 cose: la prima è che non è certamente incollato la sedia, la seconda che non vuole portare il governo della Regione e la posizione del Presidente nella gogna di un processo che sarebbe il processo in fondo contro i siciliani. Noi siamo fiduciosi sempre nella magistratura e nel caso in cui dovesse affrontare un processo siamo convinti che la verità verrà a galla.